I contrasti tra Regno d'Italia e Regno di Grecia erano di vecchia data. L'influenza egemonica esercitata dall'Italia sull'Albania, nazione indipendente dal 1912, fu una delle principali cause di attrito tra Roma e Atene, in particolare per quanto riguardava la definizione del confine meridionale del nuovo Stato, e una regione, l'Epiro settentrionale, dove le popolazioni di origine greca e albanese risultavano mischiate tra loro. Già all'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'esercito ellenico occupò le regioni meridionali dell'Albania, in appoggio alle popolazioni greche locali che avevano proclamato l'indipendenza della zona come Repubblica Autonoma dell'Epiro del Nord. Tuttavia, nel 1916, nell'ambito dei più vasti eventi della campagna di Albania, le forze italiane occuparono incontrastate la regione dell'Epiro del Nord e allontanarono senza colpo ferire i presidi greci nell'area. Il 29 luglio del 19 fu sottoscritto un accordo tra il primo ministro greco Eleutherius Venizelos e il ministro degli esteri italiano Tommaso Tittoni, volto alla definizione delle questioni aperte tra i due paesi, anche con riguardo al problema dell'arcipelago del Dodecaneso, greco ma occupato dall'Italia. Ma il patto fu disatteso da entrambe le parti e infine disconosciuto dal successore di Tittoni, Carlo Sforza. L'arrivo al governo di Benito Mussolini segnò un ulteriore peggioramento dei rapporti tra Italia e Grecia. Nell'agosto del 1923 una commissione italiana guidata dal generale Enrico Tellini, incaricata dalla conferenza degli ambasciatori di delimitare il confine tra l'Albania e la Grecia, fu assalita e trucidata da sconosciuti, mentre si trovava in territorio greco, lungo la strada tra Santi 40 e Giannina. Mussolini ritenne responsabile dell'eccidio il governo greco e il 29 agosto fece bombardare e occupare dalla Regia Marina l'isola di Corfù. La crisi di Corfù rientrò poi il 27 settembre, quando, su pressione delle potenze europee, la Grecia accolse le richieste italiane di un indennizzo per la questione. In seguito, tuttavia, i rapporti tra i due paesi iniziarono a progredire. Nel 1928 fu sottoscritto tra Italia e Grecia un trattato di amicizia e la situazione migliorò ulteriormente, quando nell'aprile del 1936 il primo ministro greco Ioannis Metaxas istituì ad Atene un regime dittatoriale, di stampo fascista, il cosiddetto regime del 4 agosto, duro ma non particolarmente sanguinario. Il regime di Metaxas dimostrava una certa cuginanza ideologica con l'Italia mussoliniana. Fu introdotto il saluto romano e istituita l'organizzazione simile all'Opera Nazionale Balilla. Vi era un forte controllo poliziesco con una severa censura della stampa e il confino per gli oppositori politici e il monarca Giorgio II di Grecia, restaurato sul trono nel 1935 dopo una breve parentesi repubblicana, deteneva solo il ruolo di rappresentanza, unitariamente alla minazione che Metaxas nutriva per la Germania nazista, contrapposto all'atteggiamento della Casa Reale, che invece parteggiava per il Regno Unito. Queste caratteristiche potevano costituire una solida base per la stipula di un'alleanza tra i regimi di Roma e Atene. Nonostante queste premesse, i rapporti tra Grecia e Italia incominciarono a peggiorare. Nell'aprile del 1939, anche come risposta all'occupazione tedesca della Cecoslovacchia, Mussolini ordinò l'invasione e l'occupazione dell'Albania. Al termine di un'operazione quasi incruenta, il re Zog I di Albania si recò in esilio e la corona del regno albanese passò a Vittorio Emanuele III di Savoia. Sotto la direzione del luogotenente generale Francesco Iacomini di San Savino, l'Albania subì una rapida fascistizzazione, con l'istituzione di un partito fascista albanese e di una milizia fascista albanese e l'integrazione delle locali forze armate nella struttura militare italiana. La mossa impensieri Metaxas, che temendo un'invasione da parte dell'Italia cercò e trovò l'appoggio degli anglo-francesi. Il 13 aprile del 39 il primo ministro britannico Neville Chamberlain annunciò che se la Grecia fosse stata invasa il Regno Unito sarebbe intervenuto a suo fianco, e una dichiarazione analoga fu poi resa dal governo di Parigi. La tensione tra Grecia e Italia aumentò ulteriormente a metà dell'agosto 39, quando divisioni italiane dislocate in Albania furono spostate molto vicino al confine con la Grecia e aerei italiani impegnati in voli di ricognizione sconfinarono spesso nello spazio aereo greco. Il 16 agosto Mussolini ordinò allo Stato Maggiore del Regio Esercito di approntare un piano di invasione della Grecia. Rielaborando alcuni studi precedenti, il comandante delle truppe in Albania, il generale Alfredo Guzzoni, ipotizzò un piano per un'azione su vasta scala comprendente un contingente di 18 divisioni, raggruppate in 6 comandi di corpo armata.
4 corpi con 12 divisioni avrebbero dovuto muovere nella zona di Gorizia, in direzione est alla volta di Salonicco, con attacco d'appoggio verso sud in direzione di Giannina, ad opera di un corpo armata con 3 divisioni, e altre 3 divisioni dislocate invece a protezione della frontiera tra Albania e Jugoslavia. Guzzoni chiedeva inoltre almeno un anno di tempo per i preparativi, in particolare per potenziare la rete stradale verso la Grecia e la capacità dei porti albanesi, mentre il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Alberto Pariani, chiedeva prudentemente che le divisioni coinvolte fossero portate a 20. Ad ogni modo, il piano si risolse in nulla. Dopo l'invasione tedesca della Polonia e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il 1 settembre del 1939 Mussolini ordinò di cancellare ogni progetto verso la Grecia e di concentrarsi invece nei preparativi per l'invasione della Jugoslavia. Lo stato di tensione con l'Italia nell'agosto 1939 spinse il governo greco a ordinare una parziale mobilitazione delle sue forze armate e a rafforzare le sue difese al confine albanese. La strategia militare greca era improntata fino a quel momento a una guerra contro la Bulgaria, a causa delle tradizionali rivendicazioni bulgare su Salonicco e sulla Tracia occidentale, e nel 1936 erano stati avviati estesi lavori di fortificazione alla frontiera tra le due nazioni, difese che composero la cosiddetta linea Metaxas. In considerazione delle manovre italiane, il capo di Stato Maggiore dell'esercito greco, generale Alexandros Papagos, iniziò invece a riorientare il dispositivo difensivo verso la regione dell'Epiro. La parziale mobilitazione delle forze greche mise in luce diverse carenze organizzative, rappresentando quindi un'ottima occasione di esercizio e miglioramento per l'apparato militare nazionale, che fu poi tenuto in uno stato di alta prontezza. A più di un anno dall'invasione, quindi, le manovre avventate dell'Italia non avevano fatto altro che mettere sull'avviso la Grecia e spingerla a prepararsi per un conflitto. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Grecia proclamò la sua più stretta neutralità. Metaxas ambiva una garanzia del rispetto dello status quo greco da parte di tutti i partecipanti belligeranti e intrattenne contratti con la Germania perché facesse da moderatrice delle mire italiane sul paese. Lo Stato Maggiore francese era interessato all'apertura di un fronte balcanico contro la Germania, che riunisse in alleanza antitedesca Grecia, Jugoslavia, Romania e Turchia, ed alcuni contatti furono effettivamente intrattenuti dalle autorità militari greche e francesi, ma senza raggiungere alcun risultato concreto. La documentazione di queste attività fu poi rinvenuta dai tedeschi dopo l'occupazione della Francia. Al momento dell'entrata in guerra, il 10 giugno del 40, Mussolini rilasciò vaghe dichiarazioni circa il rispetto della neutralità ellenica, ma i vertici italiani continuarono in linea di massima a mantenere un atteggiamento ostile alla Grecia. Mentre ad Atene l'ambasciatore italiano Emanuele Grazzi tentava di mantenere rapporti cordiali con il governo greco e rassicurava Metaxas sul rispetto della neutralità del paese da parte dell'Italia, le autorità italiane denunciarono ripetutamente veri o presunti atteggiamenti di connivenza dei greci nei confronti dei britannici. Il governatore italiano del Dodecaneso, Quadrumviro Cesare Maria De Vecchi, fu tra i più accesi sostenitori di questa linea aggressiva, lanciando ripetute accuse circa l'appoggio che le navi britanniche in navigazione nel Mare Egeo ricevevano dai greci. Furono segnalati vari attacchi a sommergibili italiani da parte di navi o aerei britannici, provenienti dalla terraferma greca, eventi mai del tutto verificati e, in varie occasioni, aerei italiani attaccarono navi greche in navigazione nell'Egeo. Un altro acceso sostenitore della necessità di una guerra alla Grecia era Galeazzo Ciano, ministro degli esteri. Ciano considerava l'occupazione dell'Albania un suo successo personale e l'invasione della Grecia come un prolungamento naturale di questa impresa. L'ambasciatore Grazia d'Atene era costantemente tenuto all'oscuro dai progetti del suo superiore, che preferiva servirsi di un suo gabinetto personale di funzionari, tenendo ai margini i rappresentanti diplomatici che non ne facevano parte, frequentemente scavalcati o ignorati. L'11 agosto del 40, con il pieno sostegno del luogotenente generale Iacomini, Ciano diede il via a una massiccia campagna propagandistica anti-greca. Furono dedicati articoli alla situazione della Ciamuria, regione dell'Epiro abitata da una minoranza di albanesi che si sosteneva fosse vittima di soprusi, massacri e deportazioni da parte delle autorità greche occupanti, e fu esaltata la figura di Daut Hoxha, un albanese ricercato dalle autorità greche per brigantaggio e omicidio, assassinato recentemente da 2 connazionali, dipinto dalla stampa italiana come un patriota del popolo ciamuriota ucciso sul mandato del governo di Atene.
Le azioni provocate contro la Grecia conobbero il loro culmine il 15 agosto. Su disposizione di Mussolini, il comando della Regia Marina ordinò che un sommergibile italiano di base nel Dodecaneso fosse inviato in missione segreta nell'Egeo per attaccare il traffico mercantile, anche neutrale, individuato a svolgere attività a favore del Regno Unito. Sfruttando queste disposizioni, il governatore del Dodecaneso, De Vecchi, ordinò al tenente di vascello Giuseppe Icardi, comandante del sommergibile Delfino, di attaccare tutto il traffico navale, senza riguardo alle sue attività a favore dei britannici, che avesse incrociato al largo delle isole greche di Tino e Siro. Il 15 agosto, quindi, il Delfino si presentò al largo di Tino. L'isola, sede di un santuario sacro della Chiesa ortodossa, era impegnata nei festeggiamenti per la celebrazione dell'Assunzione di Maria. Penetrato nel porto, il sommergibile italiano si rulò e affondò un vecchio incrociatore greco ancorato in rada, l'Oelli, che partecipava in rappresentanza del governo alla festività. Si contarono un morto e 29 feriti tra l'equipaggio, nonché scene di panico tra la folla che visse l'azione come un sacrilegio. Le autorità italiane tennero segreto il loro coinvolgimento nell'episodio e accusarono dell'attacco il Regno Unito, ma la concomitanza della campagna propagandistica di Ciano e Jacomini causò un aumento dell'ostilità del popolo greco verso l'Italia. La campagna antigreca provocò proteste da parte delle autorità di Atene e forte indignazione nella popolazione locale, aumentando di converso i sentimenti filo-britannici nel paese. L'atteggiamento aggressivo dell'Italia convinse i vertici militari greci a incrementare ulteriormente lo stato di prontezza delle forze armate e i piani di difesa per fronteggiare un'invasione nell'Epiro. Fu perfezionato il sistema di mobilitazione dei riservisti e progressivamente irrobustito il numero di truppe schierate al confine con l'Albania. Preparativi militari stavano intanto avendo luogo anche nel campo italiano. In luglio fu commissionato il generale Carlo Geloso, appena richiamato dal comando delle truppe in Albania, uno studio per offensiva contro la Grecia, poi elaborato dallo Stato Maggiore nel cosiddetto piano di emergenza G, o esigenza G. L'operazione prevedeva l'occupazione di Epiro, Acarnania, fino alla baia di Arta e le isole Ionie, con un complesso di forze ammontante a 8 divisioni e alcuni reparti autonomi, ma con il presupposto fondamentale di un concomitante attacco della Bulgaria alla Grecia, che impegnasse il grosso delle forze greche lontano dalle zone di interesse, oppure di un'accettazione pressoché pacifica dell'occupazione da parte dell'autorità d'Atene. Il 12 agosto il nuovo comandante delle forze in Albania, generale Sebastiano Visconti Prasca, fu convocato a Roma insieme a Jacomini e ricevuto a Palazzo Venezia da Mussolini, alla presenza anche di Ciano. Mussolini chiese a Visconti Prasca se le forze in quel momento a sua disposizione fossero sufficienti per un'improvvisa occupazione dell'Epiro. La risposta di Visconti Prasca fu articolata, in un certo senso contraddittoria. L'azione presentava possibilità di riuscita se attuata immediatamente. Visconti Prasca la definì un colpo di mano in grande, contro le forze greche ancora deboli e sul piede di pace. Ma le unità disponibili, 5 divisioni e alcuni reparti autonomi, erano orientate in massima parte verso la Jugoslavia e dovevano essere rischierate, oltre che rinforzate da altri reparti. Visconti Prasca sostenne inoltre che un'azione del genere doveva prescindere, ben inteso, dalle complicazioni e reazioni che un simile procedimento poteva provocare da parte della Grecia. Affermazione alquanto ambigua. La reazione più ovvia era che la Grecia si opponesse all'invasione combattendo, fatto che rendeva le 5 divisioni insufficienti, visto che, come riconobbe lo stesso Visconti Prasca, i greci potevano rinforzare il loro schieramento in Epiro più velocemente di quanto gli italiani potessero rinforzare le loro unità in Albania. Come commenta lo storico Mario Cervi, si considerava l'Epiro e le forze greche che lo presidiavano come un'entità a sé stante, quasi se si trattasse di uno staterello indipendente, e non di una regione incorporata in una nazione, che non se la sarebbe lasciata togliere, presumibilmente senza reagire. Fu lo stesso Visconti Prasca a mettere al corrente, nei giorni seguenti, i vertici del Regio Esercito circa l'imminente azione contro la Grecia, fatto che irritò non poco gli interessati, i quali si ritenevano scavalcati dall'accesso diretto a Mussolini che il generale dimostrava avere. Il maresciallo dell'aria Pietro Badoglio, capo di Stato Maggiore generale, una carica più formale che altro, visto che i capi di Stato Maggiore delle 3 forze armate rispondevano direttamente a Mussolini, si disse fermamente contrario all'impresa, mentre il sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Mario Roatta, sostituito di fatto dal titolare dell'incarico, il maresciallo Rodolfo Graziani, in quel momento al comando delle truppe in Libia,
promise l'invio di rinforzi, altre 3 divisioni e vari reparti autonomi, in attuazione delle direttive del piano emergenza G. Le unità già in Albania iniziarono a ridispiegarsi verso la frontiera greca, con la data per il completamento dello schieramento fissata per il 1 settembre del 40. L'atteggiamento aggressivo dell'Italia attirò l'attenzione della Germania, che pur riconoscendo la Grecia come parte della sfera di influenza italiana, voleva rimandare ogni azione contro il paese dopo la sconfitta del Regno Unito e mantenere tranquilla il più lungo possibile la situazione nei Balcani, onde non dare preteste all'Unione Sovietica per intervenire nella regione. Dopo pressioni da parte del ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop e con la sua attenzione richiamata ora dai preparativi per un'offensiva italiana nel teatro libico diretta alla conquista dell'Egitto, il 22 agosto Mussolini ordinò di abbandonare ogni proposito di attacco alla Grecia e in una lettera a Hitler il 24 agosto dichiarò che le misure prese in Albania avevano unicamente valore difensivo. La campagna propagandistica orchestrata da Ciano e Jacomini cessò improvvisamente come era cominciata, mentre il completamento dello schieramento dei reparti interessati dall'emergenza G fu posticipato prima al 1 ottobre e poi al 20 ottobre, relegando l'azione a una delle ipotesi plausibili di conflitto nella regione balcanica. Come annotò il generale Quirino Armellini, addetto al Comando Supremo, la verità è questa, che da una parte Ciano vuole la guerra alla Grecia per allargare i confini del suo Granducato, che Badoglio vede quanto sarebbe grave il nostro errore di attaccare i Balcani, e la Germania di questo parere, e la vuole evitare, che il Duce dà ragione ora all'uno e ora all'altro. L'atteggiamento ondivago di Mussolini nei confronti della Grecia entrò a far parte delle direttive più o meno frammentarie che il Duce indirizzava ai vertici delle forze armate nell'agosto-settembre del 40. Furono formulate richieste di operazione nei teatri più disparati, dalla Jugoslavia alla Francia meridionale, dalla Corsica alla Tunisia, mai concretizzatesi in scelte precise, in piani concreti. Questo atteggiamento denunciava tanto in Mussolini quanto negli ambienti militari la mancanza di una strategia generale e di ampio respiro per proseguire il conflitto appena iniziato dall'Italia. Un criterio indicato da Armellini come «intanto entriamo in guerra, poi si vedrà». Riposti i piani per l'invasione della Grecia in settembre, l'esercito italiano iniziò i preparativi per l'attacco alla Jugoslavia, emergenza E, bloccati poi per l'intervento tedesco, visto che il governo di Belgrado stava dimostrando simpatie verso il campo dell'Asse. Infine, il 2 ottobre, Mussolini concordò col sottosegretariato alla guerra, generale Ubaldo Soddu, facente funzione di ministro, visto che i dicasteri della guerra, della marina e dell'aeronautica erano attribuiti allo stesso Mussolini, un ampio piano di smobilitazione della forza alle armi dell'esercito, in vista dell'imminente stagione invernale. Fu previsto il congedo di circa 600.000 uomini, dei reparti schierati in Italia, lasciando solo 20 divisioni con gli organici completi o quasi e riportando le altre alle condizioni del tempo di pace. Le forze in Albania ricevettero l'ordine di ripiegare dalle posizioni avanzate lungo la frontiera, alla volta degli accampamenti invernali. Ancora l'11 ottobre, durante la riunione dei capi di Stato maggiori delle forze armate, Badoglio comunicò che la campagna di Grecia era definitivamente accantonata. Quello stesso 11 ottobre, una comunicazione di Hitler informò Mussolini che le truppe tedesche avevano fatto il loro ingresso nel Regno di Romania, su richiesta del governo locale, che temeva un'invasione da parte dell'Unione Sovietica. In effetti, le truppe della Wehrmacht avevano varcato la frontiera romena già dal 7 ottobre precedente. Il paese rivestiva un'importanza capitale per i tedeschi, visto che dai giacimenti petroliferi di Ploiesti proveniva gran parte dei rifornimenti di carburante per la Germania e che la Romania costituiva un solido punto di partenza per l'invasione dell'URSS, ormai in avanzata fase di pianificazione. La mossa scatenò le ire di Mussolini. Per l'ennesima volta Hitler attuava un'importante manovra politico-militare senza alcuna consultazione con l'alleato, informandolo solo a cose fatte. Stando alla testimonianza dei diari di Ciano, Mussolini dichiarò: «Hitler mi mette sempre di fronte al fatto compiuto. Questa volta lo pago della stessa moneta. Saprà dai giornali che ha occupato la Grecia, così l'equilibrio verrà ristabilito». Le precedenti obiezioni di Badoglio circa l'impresa furono liquidate, con un «do le dimissioni da italiano se qualcuno trova difficoltà per battersi coi greci». Il piano di emergenza G, accantonato ormai da tempo, fu precipitosamente riattivato. Il 13 ottobre Badoglio, informato da Soddu della decisione di Mussolini, diramò l'ordine perché tutte le forze destinate all'emergenza G
fossero pronte all'azione per il 26 ottobre seguente. Roatta fu informato della decisione il 14 ottobre, quando fu chiamato al colloquio da Mussolini insieme a Badoglio. Alla richiesta di Mussolini circa il tempo necessario ad approntare tutte le forze necessarie all'invasione, Roatta, facendo riferimento non al piano di esigenza G, ma a quello di Guzzoni Pariani dell'agosto del 39, riguardante l'impiego di non 8 ma di 20 divisioni, richiese almeno 3 mesi per il trasporto in Albania delle unità mancanti. Badoglio, contraddicendo apertamente l'ordine da lui stesso appena dato il giorno prima, diede ragione a Roatta, chiedendo di posticipare ulteriormente l'azione. È possibile che il maresciallo puntasse a una tattica ritardatrice, facendo affidamento sui frequenti ripensamenti e marce indietro cui Mussolini aveva dato luogo nei mesi precedenti. Il 15 ottobre fu convocata a Palazzo Venezia una riunione dei massimi esponenti coinvolti nel piano di aggressione della Grecia. Presieduta da Mussolini, alla riunione erano presenti Badoglio, Soddu, Roatta, Visconti Prasca, Ciano e Iacomini. Senza alcuna spiegazione non fu convocato alcun esponente per l'aeronautica e per la marina militare, come se la questione non riguardasse le altre forze armate. L'offensiva che Mussolini disse di voler attuare era una sorta di combinazione dell'emergenza G con il piano Guzzoni-Pariani. In una prima fase l'occupazione dell'Epiro e delle isole Ionie, seguita poi da un'invasione a fondo della Grecia peninsulare, fino all'occupazione di Atene, con la data di inizio fissata indefettibilmente al 26 ottobre. Badoglio, come del resto Roatta, si dimostrò cauto, approvando il piano di invasione dell'Epiro, ma sostenendo la necessità di far affluire altre forze per completare l'occupazione della Grecia, cosa che richiedeva almeno 3 mesi per essere completata. Iacomini dichiarò l'aperto sostegno del popolo albanese all'operazione e, pur mostrando alcune riserve, cui però non diede molto peso, disse che il popolo greco era ostentatamente noncurante. Ciano rafforzò il concetto sostenendo che vi fosse un forte scolamento tra la piccola classe dirigente filo-britannica e anima della resistenza e la massa della popolazione, indifferente a tutti gli avvenimenti, compreso quello della nostra invasione. Visconti Prasca si dimostrò favorevole all'attacco senza alcuna riserva. Illustrando l'azione contro l'Epiro, sostenne che l'operazione è stata preparata fino ai minimi dettagli ed è perfetta per quanto umanamente possibile, che l'entusiasmo delle truppe italiane era altissimo e che al contrario i greci non erano gente che si contenta di battersi. Chiese che per il 28 ottobre fosse organizzato un incidente alla frontiera, onde dare un pretesto per l'inizio dell'ostilità. Affermò che le unità italiane godevano di una superiorità di 2-1 contro i greci in Epiro e che l'afflusso di nuove divisioni col proseguire della campagna si dovesse svolgere solo dopo l'occupazione dell'Epiro stesso, e in particolare del porto di Prevesa. Mussolini chiuse quindi la riunione riassumendo il piano con offensiva in Epiro, osservazione e pressione su Salonicco, e in secondo tempo marcia su Atene. L'operazione, perfetta per quanto umanamente possibile, si basava in realtà su vari presupposti affrontati in modo superficiale, quando non pienamente ignorati, nel corso della riunione. La questione dell'intervento della Bulgaria contro la Grecia, uno dei presupposti per la riuscita dell'emergenza G, era stata citata solo superficialmente da Mussolini, senza troppo approfondire. L'altro presupposto fondamentale, l'accettazione passiva dell'occupazione da parte dei greci, era dato per certo da Ciano e Iacomini, ma senza alcun fondamento a suo sostegno. Nessun rapporto o comunicazione da parte dell'ambasciatore Grazzi o della missione diplomatica ad Atene sosteneva che il popolo greco avrebbe accettato passivamente l'invasione italiana, che Metaxas sarebbe stato disposto a concessioni territoriali senza l'uso della forza, o che il governo ellenico non godesse del sostegno della massa della popolazione. E per quanto Ciano preferisse fare affidamento alla piccola rete di informatori messa in piedi da Iacomini tramite notabili albanesi della Ciamuria, anch'essa, dopo una serie di resoconti esageratamente ottimistici circa la facilità di un'azione offensiva nella regione, aveva riferito del forte clima anti-italiano che si registrava in Grecia dopo gli eventi dell'affondamento dell'Oelli e della campagna propagandistica d'agosto, oltre a registrare l'aumento della mobilitazione delle truppe. Fu completamente ignorato uno studio delle forze greche, eseguito quello stesso ottobre del 40 da parte del Servizio Informazioni Militare, secondo cui, anche in caso di attacco bulgaro, i greci sarebbero stati in grado di schierare almeno 7 divisioni lungo la frontiera con l'Albania. In compenso si diffusero, tra i vertici militari italiani, voci circa un'imminente rivolta delle popolazioni albanesi della Ciamuria, istigata dagli italiani, o di operazioni di corruzione degli alti ufficiali greci finché favorissero l'invasione.
Non vi è alcuna risultanza documentale che si sia mai tentato di attuare concretamente questi propositi, salvo la messa a disposizione di Giacomini di un fondo di 5 milioni di lire al fine di creare situazioni ambientali, sia al di qua che al di là della frontiera, necessarie allo svolgimento idoneo degli avvenimenti, e, molto probabilmente, impiegato solo in operazioni di propaganda e per stipendiare informatori. Badoglio ebbe nella fase dei preparativi un atteggiamento singolare. Come scrive Cervi, il maresciallo approvava ma ostacolava, ostacolava ma approvava. Sapeva che l'impresa nasceva male, ma non era né così risoluto da opporsi a essa, né così arrendevole da accettarla senza riserve. Il 17 ottobre Badoglio si riunì coi capi di Stato Maggiore delle tre forze armate, Roatta per l'esercito, il generale Francesco Priccolo per l'aeronautica e l'ammiraglio Domenico Cavagnari per la marina, i quali si espressero unanimamente contro l'impresa di Grecia. Roatta rinnovò le sue perplessità sull'esiguità dei reparti schierati per l'invasione. Priccolo era preoccupato per l'eccessiva dispersione delle forze aeree italiane, occupate proprio in quel momento a inviare un corpo aereo in Belgio in appoggio ai tedeschi nella battaglia d'Inghilterra e a sostenere le operazioni in Libia. Cavagnari paventò l'isolamento del Dodecaneso e l'eccessivo onere posto in capo alle forze navali, già duramente impegnate contro la forza britannica per garantire il flusso di rifornimenti verso il teatro nordafricano. Badoglio si disse d'accordo con questi rilievi, ma la sua risoluzione svanì il giorno seguente, quando si presentò a colloquio con Mussolini. Influenzato anche con un precedente colloquio con Soddu, sostenitore di Visconti Prasca, e ormai convinto anch'egli della facilità dell'impresa, l'unica cosa che il maresciallo chiese e ottenne fu il lieve posticipo della data di inizio dell'invasione. La dichiarazione di guerra alla Grecia fu quindi spostata dal 26 al 28 ottobre. La coincidenza con l'anniversario della marcia su Roma risultò perciò un evento non preventivato. I presupposti per un successo svanirono ben presto, uno dopo l'altro. Il 16 ottobre il capo di gabinetto di Ciano, Filippo Anfuso, si recò dallo zar Boris III di Bulgaria, con la lettera di Mussolini che richiedeva l'intervento del paese nell'imminente campagna contro la Grecia. La risposta fu un rifiuto. L'esercito bulgaro era insufficientemente equipaggiato per una guerra moderna e il paese temeva un attacco dalla confinante Turchia. Anche l'effetto sorpresa venne meno. L'ambasciatore greco a Roma, Politis, imitato anche dal suo collega Berna, informò Atene il 25 ottobre che un'invasione italiana poteva avere inizio nel periodo tra il 25 e il 28 ottobre. Anche i diplomatici tedeschi in Italia dimostrarono di avere sentore dell'operazione. L'ambasciatore Hans Georg von Mackensen riferì a Berlino il 19 ottobre che l'offensiva italiana contro la Grecia sarebbe partita il 23 ottobre seguente e che avrebbe riguardato l'occupazione dell'intera nazione. Quello stesso 19 ottobre Mussolini redasse una lettera per Hitler, poi spedita il 23 ottobre, ma effettivamente recapitata il 25, nella quale accennava molto vagamente alla sua intenzione di occupare la Grecia, senza del resto fornire una data precisa dell'azione. Forse, abituato ai continui cambiamenti di programma di Mussolini, il Führer non espresse subito la sua contrarietà all'invasione, ma propose un incontro tra i due dittatori per discutere la questione di persona. La data fu fissata al 28 ottobre, giusto poche ore dopo l'inizio dell'operazione. Redatto da Ciano il 20 ottobre, l'ultimatum che l'ambasciatore Grazzi doveva recapitare a Metaxas alle 3 del 28 ottobre era congegnato per risultare inaccettabile. Facendo riferimento agli incidenti di frontiera avvenuti tra il 25 e il 27 ottobre precedente e orchestrati dalle stesse autorità italiane, l'Italia chiedeva la facoltà di occupare, entro 3 ore dal recapito del testo, alcuni punti strategici del territorio greco, fino alla conclusione del conflitto con il Regno Unito, minacciando di ricorrere all'uso della forza se le unità greche si fossero opposte. A Grazzi, che in un disperato tentativo cercava di indurre Metaxas a evitare la guerra, accettando le richieste formulate nell'ultimatum, il dittatore fece notare che ciò era fisicamente impossibile. In 3 ore non si poteva convocare il governo e i vertici militari, approvare la richiesta e comunicare alle truppe alla frontiera di non opporsi ai reparti italiani, oltre al fatto che non era specificato chiaramente quali fossero i punti strategici da cedere all'Italia e che senza nessuna garanzia veniva data l'integrità territoriale futura alla Grecia. Rientrato in ambasciata Grazzi, Metaxas comunicò al Consiglio dei Ministri e chiamò l'ambasciatore britannico Palajaret, chiedendo l'immediata assistenza del Regno Unito, in particolare per fornire forze aeree e inviare la flotta nelle acque elleniche,
onde impedire eventuali invasioni anfibie del Peloponneso. Ipotesi temuta dai greci, ma nemmeno presa in considerazione dai pianificatori italiani. La mattina del 28 ottobre, mentre Mussolini e Hitler si incontravano a Firenze, la campagna italiana di Grecia aveva preso avvio già da alcune ore. Il comportamento di Visconti Prasca, che non chiese tempestivamente ulteriori truppe pur rendendosi conto dell'esiguità delle forze a sua disposizione per tentare operazioni più estese dell'occupazione del Sole Epiro, è stato spiegato con questioni di gerarchia militare. Già la guida di 8 divisioni avrebbe richiesto l'istituzione di un comando d'armata, con 2 corpi d'armata subordinati, uno per il fronte dell'Epiro sud-ovest, uno per la Macedonia nord-ovest. Ma Visconti Prasca era un generale di corpo d'armata, e metterlo a capo di un'armata avrebbe comportato la sua promozione a generale d'armata, scavalcando ufficiali d'anzianità maggiore della sua e violando le regole, scritte e non scritte, dello Stato Maggiore riguardo alle promozioni. Poiché sostituirlo non era possibile per via della piena fiducia riposta in lui da Mussolini, alla fine Visconti Prasca ottenne di aver sotto di sé 2 corpi d'armata, pur continuando a rimanere generale di corpo d'armata, ma la situazione non poteva durare, se altre divisioni fossero nel frattempo affluite. Pertanto Visconti Prasca voleva le nuove truppe solo quando la conquista dell'Epiro avrebbe garantito una sua promozione per meriti sul campo. La conseguenza pratica di tutto ciò fu che gli italiani iniziarono la campagna con forze del tutto insufficienti per la realizzazione dei loro obiettivi strategici e schierate su una linea del fronte troppo ampia per la loro capacità. Incaricato dell'occupazione dell'Epiro era il corpo armata della Ciamuria, poi 25° corpo armata del generale Carlo Rossi, così schierato. All'estrema ala, sud-ovest, lungo la zona costiera, era collocato il raggruppamento litorale, circa 5.000 uomini, una formazione composita costituita dal 3° reggimento della 21ª divisione fanteria granatieri di Sardegna, da alcuni squadroni di cavalleria appartenenti al 7° reggimento lancieri di Milano e al 6° reggimento lancieri di Aosta, da alcune batterie d'artiglieria e da una formazione di volontari albanesi. Al suo fianco stavano, da sud a nord, la 51ª divisione Siena, 9.000 uomini, e la 23ª divisione fanteria Ferrara, 16.000 uomini, di cui 3.500 albanesi, con in seconda schiera la 131ª divisione corazzata Centauro, 4.000 uomini con 163 carri armati. Davanti alla Macedonia occidentale, con formazioni prettamente difensive, era schierato il 26° corpo armata del generale Gabriele Nasci, con la 49ª divisione fanteria Parma, 12.000 uomini, alla frontiera, e in riserva la 29ª divisione fanteria Piemonte, 9.000 uomini, e la 19ª divisione fanteria Venezia, 10.000 uomini. A congiunzione dei 2 corpi armata era la 3ª divisione alpina Giulia, incaricata di occupare il massiccio del Pindo, mentre a protezione della fanteria tra Albania e Jugoslavia era stata schierata la 53ª divisione fanteria Arezzo, 12.000 uomini, di cui 2.000 albanesi. Sul totale di 140.000 uomini disponibili in Albania, 84 battaglioni combattenti più unità di retrovie e carabinieri, sarebbero stati 87.000 con 654 pezzi di artiglieria, quelli impiegati nella prima fase offensiva contro la Grecia. In aggiunta a Brindisi, la 47ª divisione fanteria Bari si stava preparando a uno sbarco anfibio a Corfù, supportata da una squadra navale comprendente 2 vecchi incrociatori leggeri, 2 cacciatorpediniere, 3 torpediniere e 3 navi da trasporto, mentre altre 4 divisioni erano in preparazione per la seconda fase dell'offensiva, la marcia su Atene, con arrivo al fronte previsto per metà di novembre. Un elemento di debolezza intrinseco alle formazioni italiane era dato dalla consistenza organica delle divisioni. Sulla base della riforma Pariani del 1938, le divisioni di fanteria italiana avevano abbandonato il sistema ternario, o triangolare, ovvero un organico di 3 reggimenti di 3 battaglioni ciascuno, adottato da quasi tutti gli eserciti del mondo, in favore di un binario, 2 reggimenti di 3 battaglioni l'uno. L'intenzione era quella di alleggerire i reparti per renderli più agili e più rapidi nei movimenti, oltre che moltiplicare il numero di divisioni disponibili, ma in definitiva servì solo a impoverire di uomini e potenza di fuoco le unità. A fronte dei 15.000 uomini di una ternaria, una divisione binaria ne schierava 10-11.000, senza per questo aumentare la velocità di spostamento, che dipendeva più dalla disponibilità di autocarri e veicoli motorizzati sempre carente. Come rinforzo per le deboli divisioni binarie si previde di aggregare ai loro organici una legione di 2 battaglioni della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di limitato valore bellico a causa del carente addestramento e della penuria di armi pesanti in dotazione, o di battaglioni di truppe albanesi,
ma anche così una divisione italiana aveva tra i 6 e 8 battaglioni contro i 9 della divisione greca. L'armamento dei soldati italiani era costituito da un miscuglio di armi dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, in particolare per quanto riguarda le artiglierie campali, e altre progettate negli anni 30. Gli equipaggiamenti standard per la fanteria erano i fucili Carcano modello 91, i fucili mitragliatori Breda modello 30, le mitragliatrici Fiat modello 1435 e Breda modello 37, e mortai Brixa modello 35 e 81 modello 35. Un elemento di vantaggio era costituito dalla presenza di una divisione corazzata, visto che i greci non disponevano di carri armati o moderne armi anticarro, ma la Centauro era equipaggiata solo di carri leggeri CV-33, piccoli veicoli armati unicamente di mitragliatrici, e, sulla campagna iniziata, arrivò un battaglione di più moderni carri medi M1340. Il terreno montuoso e i sentieri fangosi dell'Epiro non erano comunque una regione favorevole all'impiego di forze corazzate. Cosa ben più grave, le forze italiane iniziarono una campagna invernale su un terreno montuoso, senza un adeguato equipaggiamento da montagna. Carenti si rivelarono cappotti e scarponi, a causa degli scadenti materiali autarchici con cui erano realizzati, e con un sistema logistico insufficiente. A fronte della necessità di 10.000 tonnellate di rifornimenti giornalieri necessari per alimentare la campagna, i due porti principali di Durazzo e Valona avevano in condizioni ottimali una capacità di scarico massima di 3.500 tonnellate, incrementata a fine febbraio ad appena 4.100 tonnellate, mentre per portare i rifornimenti al fronte si doveva fare affidamento solo su muli e cavalli, visto che gli autocarri inviati in Albania a metà novembre erano solo 107. Croniche le carenze delle trasmissioni. Le stazioni radio funzionavano con difficoltà nel clima umido e freddo, e i collegamenti telefonici tra l'Italia e l'Albania dovettero essere potenziati a campagna già iniziata. L'Italia godeva un sostanziale vantaggio sui greci per quanto riguardava la componente aerea. Al 10 novembre la Regia Aeronautica schierava in Albania sotto il comando del generale Ferruccio Ranza 8 squadriglie da bombardamento, con 31 velivoli Savoia Marchetti SM-79 e 24 Savoia Marchetti SM-81, 9 squadriglie da caccia con 47 Fiat G50, 46 Fiat CR-42 e 14 Fiat CR-32, e 2 squadriglie da ricognizione con 25 Imam Ro-37. Nelle basi aeree della Puglia erano invece dislocate 16 squadriglie da bombardamento con 60 Kant Z-1007, 18 SM-81, 18 Fiat BR-20 e 23 idrovolanti Kant Z-506, 2 nuove squadriglie di bombardieri in picchiata con 20 Junkers Ju-87 di origine tedesca, 4 squadriglie da caccia con 12 macchie MC-200, 33 G-50 e 9 CR-32 per un totale di circa 400 velivoli. I velivoli italiani erano in maggioranza datati, ma ancora relativamente competitivi nel 40. Il problema più grave era la strategia di impiego. L'aviazione rivendicava un ruolo autonomo e indipendente dall'esercito, ma aveva pochi velivoli e delle caratteristiche inadeguate per condurre massicce incursioni in profondità contro obiettivi di rilevanza strategica, oltre a disporre un servizio informazioni molto inefficiente, il quale non solo sovrastimava le forze aeree nemiche, ma non era neppure capace di localizzare con precisione tutte le basi aeree sul suolo greco. Gli aerei italiani furono molto più spesso chiamati a missioni di supporto diretto al suolo, sia con bombardamenti sulla linea del fronte che per paracadutare rifornimenti ai reparti isolati, un compito poco amato dai piloti, i quali non avevano ricevuto addestramento specifico a ciò. I collegamenti interforze erano solo a livelli di vertice. La pratica di distaccare ufficiali dell'aviazione al suolo con i reparti terrestri per guidare le missioni di supporto aereo era sconosciuta. La lenta procedura di mobilitazione delle forze greche portò progressivamente sotto le armi circa 500.000 uomini, di cui più o meno 300.000, comprese le truppe dei servizi di retrovia, furono prima o poi schierati contro gli italiani. Lo Stato Maggiore greco entrò in guerra sulla base delle linee del piano IB, approntato precedentemente, il quale prevedeva una guerra difensiva contro l'aggressione congiunta di Italia e Bulgaria. Quando si rese conto che i bulgari non avrebbero partecipato al conflitto, Papagos iniziò a trasferire sempre più unità dal settore della Tracia a quello dell'Epiro, fino a schierare sul fronte albanese la maggior parte delle divisioni più efficienti a sua disposizione. Allo scoppio della guerra, l'esercito greco schierava in Epiro l'8ª divisione fanteria, rinforzata da una brigata addizionale di fanteria e da una di artiglieria, per un totale, comprese le unità di presidio statico, di 15 battaglioni di fanteria e di 16 batterie e mezzo di artiglieria, con altri 7 battaglioni schierati in rinforzo delle retrovie.
La Macedonia occidentale era difesa dalla 9ª divisione fanteria e dalla 4ª brigata fanteria, per un totale di 22 battaglioni e 22 batterie e mezzo, mentre come congiunzione tra le due forze vi erano 2 battaglioni, una formazione mista di cavalleria e una batteria e mezzo di artiglierie schierate nella zona del Pindo. Già il 14 novembre il numero delle divisioni greche schierate contro gli italiani era salito a 7, per poi arrivare a 14 nel gennaio del 41. Le divisioni greche avevano una struttura triangolare, 3 reggimenti di 3 battaglioni ciascuno, risultando così singolarmente più consistenti delle corrispettive divisioni italiane. Le forze greche furono organizzate in 2 armate, l'armata dell'Epiro e l'armata della Macedonia occidentale. L'equipaggiamento delle forze terrestri greche era datato, risalendo in massima parte al periodo della Prima Guerra Mondiale. La fanteria era equipaggiata con fucile Mannlicher Schonauer, mitragliatrici Saint-Étienne modello 1907, Hotchkiss MLE 1914 e Schwarz-Lose. L'artiglieria era piuttosto carente, ma compensata da una buona disponibilità di mortai Brandt 81 mm MLE 1927, con artiglieri molto ben addestrati. Non vi erano carri armati o autoblindo, e la motorizzazione dei reparti era affidata a pochi autocarri racimolati alla meglio. La regia aviazione greca era inferiore numericamente rispetto alla corrispettiva italiana. Fonti greche indicano il totale di velivoli a 38 caccia, 9 bombardieri leggeri, 18 bombardieri pesanti e 50 tra aerei ricognitori e aerei per la cooperazione con le truppe al suolo. Altri autori riportano un totale di 44 caccia, 39 bombardieri e 66 tra ricognitori e aerei d'appoggio. Solo una piccola parte dei velivoli greci era rappresentata da aerei moderni e competitivi, con un gran numero di apparecchi ormai tecnologicamente superati. I tipi più moderni erano rappresentati dai cacciabloche MB-150 francesi e PZL P-24 polacchi, e dai bombardieri Poté 130 francesi, Fairey Battle e Bristol Blenheim britannici. La Regia Marina ellenica era una forza piccola. Dopo l'affondamento dell'Oelli, la flotta comprendeva l'incrociatore corazzato Georgius Averov, ormai obsoleto, impiegato come nave scuola, 2 vecchie navi da difesa costiera Predreadnought classe Kilkis, non più bellicamente efficienti, 10 cacciatorpedinieri di cui 4 obsoleti, unità classe Aitos, e 6 moderni, 4 della classe Conturiotist di costruzione italiana e 2 classe Vasilev Georgius di costruzione britannica. Torpediniere per la maggior parte datate, 6 sommergibili relativamente moderni e altre unità ausiliarie. Il Regno Unito iniziò a fornire aiuti alla Grecia già ai primi di novembre. Una brigata di fanteria fu inviata a presidiare l'isola di Creta, in modo che la divisione di fanteria reclutata localmente potesse essere dispiegata in Epiro contro gli italiani. La RAF inviò subito in Grecia uno squadrone di bombardieri leggeri Bristol Blenheim, seguita nelle settimane successive da altre squadriglie di bombardieri Blenheim e Vickers Wellington e di caccia Gloucester Gladiator, questi ultimi ceduti poi ai greci e sostituiti dai più moderni caccia Hurricane. Il 16 novembre arrivarono al porto del Pireo 2200 soldati britannici e 310 automezzi dei reparti di supporto a terra della RAF, seguiti poi dai reparti di artiglieria contraerea con altri 2000 uomini e 400 automezzi. Il comando dei reparti britannici in Grecia fu poi assunto dal vicemaresciallo dell'aria John Dalbiak. I greci accettarono di buon grado l'aiuto britannico, ma posero limite al suo impiego, onde non fornire alla Germania un pretesto per iniziare l'ostilità contro la Grecia stessa. I reparti di caccia furono dislocati negli aeroporti dell'Epiro, ma i bombardieri furono confinati molto più a sud, nelle basi aeree intorno ad Atene, in modo che non potessero rappresentare una minaccia per i pozzi petroliferi di Ploiesti cari alla Germania. A ogni modo, i bombardieri britannici sfruttarono gli aeroporti greci per condurre raid contro le principali basi navali del sud della penisola italiana, come Brindisi, Taranto e Napoli. All'alba del 28 ottobre le forze italiane si mossero lungo il fronte da Gramos al mare. Stando ai resoconti italiani, le unità si mossero alle 6, alla scadenza dell'ultimatum, mentre secondo fonti greche i primi reparti superarono la frontiera già alle 5:30. Il raggruppamento litorale mosse lungo la costa, alla volta della foce del fiume Calamas, mentre a suo fianco le divisioni Siena e Ferrara avanzarono in 2 colonne lungo la valle del fiume Voius, con in appoggio i reparti motorizzati e corazzati della Centauro, con obiettivo il ponte di Perati e la cittadina di Kalibachi. Più a nord gli alpini della Giulia mossero sul massiccio del monte Smolikas, parte della catena del Pindo, e alto 2600 metri, divisi in 5 colonne con obiettivo finale la cittadina di Mezzovo, al fine di isolare le truppe greche nell'Epiro da quella della Macedonia occidentale.
Il maltempo, iniziato già il 26 ottobre, ostacolò ben presto l'avanzata. Le forti piogge ingrossarono il corso dei torrenti e trasformarono i sentieri in strisce di fango, con gli alpini della Giulia che si trovarono a doversi aprire la strada lungo viottoli in mezzo ai boschi. Le piogge ostacolarono anche l'intervento dell'aviazione, annullando in parte il principale vantaggio di cui godevano gli italiani. Furono condotti bombardamenti nelle retrovie greche, contro i porti di Patrasso e Prevesa, il canale di Corinto e l'aeroporto di Tatoi, vicino ad Atene. Ma il supporto diretto ai reparti avanzanti nell'Epiro si rivelò nullo. Il mare in tempesta portò il 29 ottobre alla cancellazione del progetto di sbarco a Corfù, eliminando l'unico elemento di dinamismo nel piano italiano. L'offensiva si risolse in un mero movimento in avanti lungo la frontiera, un attacco frontale su un terreno che il nemico conosceva bene, senza i vantaggi del fattore sorpresa o dell'appoggio aereo. Nei primi 3 giorni l'avanzata italiana fu ostacolata più dal maltempo che dai difensori greci. Il generale Papagos, nominato comandante in capo dalle forze elleniche, e affiancato dal generale Costantino Spallis come capo di Stato Maggiore dell'esercito, aveva organizzato la sua prima linea difensiva lungo il corso del fiume Calamas, ancorata sulla destra ai massicci della catena del Pindo, con una seconda linea di difesa più indietro lungo i fiumi Arcatos e Veneticos fino al corso della Lacmone. Gli avamposti lungo la frontiera albanese furono abbandonati e le unità dell'Epiro ricevettero l'ordine di condurre una difesa elastica, ritardando il più possibile le forze italiane, mentre l'armata della Macedonia occidentale del generale Pizzicas, continuamente rinforzata dalle parti richiamate alla frontiera bulgara, andava concentrandosi per un'offensiva in territorio albanese verso Corinzia. Le prime avanguardie italiane raggiunsero il Calamas il 29 ottobre, mentre la Giulia continuava a muoversi cautamente in avanti, lungo i rilievi del Pindo, raggiungendo Conizza e San Marina. Il trasporto dei rifornimenti lungo un terreno di 1500 e più metri di quota si rivelò subito molto difficile, e le forze a disposizione della divisione si dimostrarono troppo esigue per condurre la manovra tenaglia verso Mezzovo. La manovra della Giulia, penetrata per più di 40 km in territorio nemico, impensierì i greci che temevano un isolamento delle loro forze nell'Epiro da quelle della Macedonia, e il 1 novembre l'armata di Pizzicas iniziò la sua offensiva in direzione dell'Albania. Le divisioni italiane, Parma e Piemonte, frettolosamente rinforzate dai reparti della Venezia, richiamata dalla frontiera jugoslava, furono ingaggiate frontalmente, ed entro il 3 novembre le prime unità greche raggiunsero il fiume Devoli in territorio albanese. Il 2 novembre la Giulia raggiunse il corso del fiume Vojussa e catturò la cittadina di Vovoussa, 30 km a nord dell'obiettivo Mezzovo, ma quello stesso giorno iniziarono gli attacchi greci alle fragili retrovie della divisione. Gli alpini si ritrovarono ben presto isolati, privi di contatti radio con il comando e riforniti solo da lanci da parte degli aerei. Mentre la divisione Bari, poi seguita dalla 101esima divisione motorizzata a Trieste, veniva frettolosamente inviata in Albania a puntellare lo schieramento italiano e il generale Nasci distaccava alcuni reparti da Centauro per ristabilire i contatti con la Giulia, Visconti Prasca continuò il suo attacco in Epiro. I difensori greci, rinforzati dall'arrivo di 3 nuove divisioni e un reggimento scelto di Auzzoni, tennero duro lungo il corso del fiume Calamas, difficilmente guardabile per gli italiani. Ma tra il 4 e il 5 novembre la Siena riuscì a stabilire una testa di ponte lungo la sponda sud, ricongiungendosi col raggruppamento litorale, che aveva attraversato la foce del fiume già il 28 ottobre. Il fronte stava ruotando, con gli italiani in avanzata verso sud-est e i greci in movimento verso nord-ovest, con la Giulia a far da perno. Ormai circondata, la divisione alpina ricevette il 7 novembre l'ordine da Nasci di ritirarsi. Dopo duri combattimenti contro i reparti greci infiltrati alle spalle e 8 giorni senza un vitto regolare, la Giulia riuscì infine a sottrarsi all'accerchiamento e a ripiegare su Conizza il 10 novembre, dopo aver perso un buon quinto dei suoi effettivi. Mentre lo schieramento italiano arrancava in Epiro e dava pericolosi segni di cedimento sul Pindo e nel settore di Corinzia, Visconti Prasca, un esaltato lo definì generale pericolo dopo un incontro faccia a faccia il 2 novembre, continuava a darsi fiducioso sulla riuscita dell'offensiva e a definire come non inquietante la situazione al fronte. La controffensiva greca stava però impensierendo gli alti comandi italiani e il 6 novembre lo Stato Maggiore generale ordinò l'istituzione di un gruppo d'armati in Albania, forte di 2 armate. La non armata del generale Mario Vercellino avrebbe difeso il settore di Corinzia con le divisioni Piemonte, Parma, Venezia e Arezzo, e quello del Pindo con la Giulia, la Bari e la seconda divisione alpina tridentina, di prossimo arrivo. L'11ª armata del generale Carlo Geloso avrebbe proseguito l'offensiva in Epiro con le divisioni Siena, Ferrara e Centauro,
più altre 4 divisioni in fase di afflusso. Altre 3 divisioni sarebbero state concentrate in Puglia come riserva. Visconti Prasca fu presto messo da parte. Il 9 novembre il generale fu formalmente sostituito al comando delle truppe italiane in Albania dal generale Soddu e designato a comandare la costituenda 11ª Armata, ma già l'11 novembre fu sostituito da Geloso e il 30 novembre posto in congedo assoluto per decisione del Consiglio dei Ministri. La mobilitazione delle forze italiane dirette in Albania si incrociò con la smobilitazione invernale decisa da Mussolini e Soddu il 2 ottobre e non revocata all'inizio dell'ostilità con la Grecia, scatenando un completo caos organizzativo. Divisioni ridotte dal 50% della dotazione organica completa furono frettolosamente ricostituite, con reparti prelevati da altre formazioni. Ufficiali furono spediti a comandare unità mai viste prima, e comandi furono allestiti in fretta e furia senza personale. Il rafforzamento dello schieramento italiano in Albania si svolse con momenti di ansia se non di panico, con una scarsa capacità di fronteggiare situazioni impreviste dimostrata dai comandanti italiani. Le divisioni furono inviate al fronte a pezzi. Reggimenti e battaglioni appena sbarcati venivano subito inviati in linea per fronteggiare nuove emergenze, spezzando l'unitarietà organica delle formazioni e privandole dei reparti di supporto normalmente necessari per un corretto funzionamento dell'unità sul campo. La strettoia dei porti albanesi, con la loro scarsa capacità di scarico, si rivelò deleteria per l'afflusso dei reparti e armi pesanti, e si fece quindi ricorso al trasporto aereo. 48.000 uomini e 5.400 tonnellate di fornimenti furono portate al fronte in questo modo durante la campagna, anche grazie al decisivo contributo dei 65 aerei da trasporto Junkers Ju-52 della Luftwaffe tedesca intervenuti in aiuto. I rovesci iniziali, partiti durante l'offensiva di Visconti Prasca, ridussero in frantumi il morale dei reparti italiani e instillarono ai comandanti una condotta guardinga e una valutazione a volte troppo pessimistica della situazione. Le prime disposizioni di Soddu furono di fermare l'offensiva in Epiro, pur mantenendo la testa di ponte oltre il Kalamas, e di sistemare i reparti in posizione difensiva lungo l'intero fronte. Vi era timore per la tenuta dell'estremo fianco sinistro italiano, nella zona del lago Prespa, e fu proprio qui che i greci attaccarono. Dopo lungo tergiversare e ormai la superiorità numerica rispetto al nemico, le forze dell'armata della Macedonia occidentale del generale Pizzicas attaccarono all'alba del 14 novembre, lungo il fronte italiano che andava dall'istmo tra i due laghi di Prespa alla valle del fiume Devoli, tramite il massiccio del Monte Ivan, con alle spalle la solida posizione difensiva del Monte Morova. L'offensiva colpì in pieno la non ancora organizzata non armata. Il suo comandante designato, il generale Vercellino, non si era ancora insediato e la guida dell'unità era affidata provvisoriamente al generale Nasci, mettendo sotto pesante pressione alle forze italiane e aprendo falle nel loro fronte. Nasci arretrò le sue unità da Devoli al massiccio del Morova, ma la posizione divenne sostenibile quando i greci occuparono Erseche, sgomberata per errore dai reparti italiani. Il 19 novembre Soddu decise di attuare un ripiegamento dalla valle del Devoli, verso una nuova linea difensiva distante anche 50 km dalle posizioni iniziali. La ritirata si svolse in modo sufficientemente ordinato, ma molto materiale dovette essere abbandonato, e numerosi reparti albanesi si sbandarono dandosi alla fuga. Il 22 novembre le forze greche fecero quindi il loro ingresso a Kolizia, suscitando grandi festeggiamenti in patria. La mossa di Soddu scoprì il fianco sinistro dell'11ª Armata di Geloso in Epiro. La Giulia, non ancora ricostituita dopo il disastro del Pindo, fu subito rispedita al fronte per sostenere la divisione Bari, duramente impegnata dai greci nella zona di Perati, e aggirata sul fianco dopo la perdita di Erseche. E Geloso iniziò una serie di ripiegamenti, abbandonando il poco terreno conquistato durante l'offensiva di un mese prima. Il terreno montuoso e le forti nevicate rallentavano la progressione dei greci, che tuttavia proseguì. Il corpo armata del generale Georgios Tsolakoglu colpì l'estremala sinistra della non armata italiana, appena testatesi sulle nuove posizioni decise da Soddu, catturando il 28 novembre la città di Pogradec sul confine jugoslavo. La crisi continua sul fronte greco-albanese spinse Mussolini a cercare un capro espiatorio per il disastro. Il 23 novembre Roberto Farinacci scagliò un violento attacco allo Stato Maggiore Generale, dalle colonne del suo giornale, il regime fascista, mossa forse ispirata da ambienti del governo. Badoglio pretese la pubblicazione di una smentita e inviò a Mussolini una lettera di dimissioni. Probabilmente il maresciallo confidava in un intervento a suo sostegno del re, ma Vittorio Emanuele III non si mosse e il 4 dicembre Badoglio fu rimpiazzato nella carica di capo di Stato Maggiore Generale,
dal generale Ugo Cavallero. Una nuova crisi si aprì intanto sul fronte italiano. L'11ª armata era sotto forte pressione e il generale Geloso chiedeva con insistenza a Soddu il permesso di ritirarsi su una linea più corta e difendibile, vicino a Teppeleni. Azione rifiutata dal comandante in capo, visto che avrebbe portato, come conseguenza, l'abbandono di una larga fascia di territorio albanese. La pressione greca era però costante e i reparti italiani stavano progressivamente arretrando. Il 2 dicembre i greci sfondarono il fronte italiano vicino a Permeti, aprendosi la strada verso il passo di Clisura più a nord. Soddu si fece prendere dal panico e in una comunicazione telefonica con Guzzoni, il 4 dicembre sostenne l'opportunità di addivenire una soluzione politica del conflitto. Non è chiaro se Soddu stesse sostenendo la necessità di un armistizio coi greci o di un intervento tedesco nella guerra, ma quando il colloquio fu riferito a Mussolini, il dittatore spedì subito Cavallero in Albania, ad affiancare il comandante del gruppo d'armate. Secondo alcune testimonianze, Mussolini ebbe un episodio depressivo in concomitanza del crollo delle forze italiane in Albania. Gravemente a corto di rifornimenti e rinforzata solo da reggimenti e battaglioni sciolti avviati al fronte alla rinfusa, l'11ª armata continuò a cedere terreno. Il 5 dicembre i greci occuparono Delvine, seguita il 6 dicembre da Porto Edda e l'8 dicembre da Argirocastro. Per quello stesso 8 dicembre, l'armata di Geloso aveva infine completato il ripiegamento sulla nuova linea difensiva, da tempo chiesto dal generale, accorciando il suo fronte da 140 a 75 km in linea d'aria. Neve e freddo ostacolarono i rifornimenti in entrambi gli schieramenti, ma gli attacchi greci continuarono nei settori centrale e occidentale del fronte. Pesanti combattimenti si verificarono sul monte Tomor, e lo sbandamento di alcuni reparti della divisione Sena nella zona del litorale consentì ai greci di conquistare Imara. Il morale dei reparti italiani era bassissimo. Episodi di sbandamento si verificarono anche in unità considerate scelte, e i comandanti tendevano ad avere una mentalità difensiva. Come rilevò il comando italiano, l'iniziativa avversaria era dovuta essenzialmente alla superiorità organizzativa, e la nostra debolezza fondamentale stava nel dover combattere con raggruppamenti non organici. Una progettata offensiva per riprendere il mare in gennaio, con l'appena sopraggiunta 6ª Divisione Fanteria Cuneo, dovette essere rapidamente accantonata, quando un nuovo attacco greco nella zona Tilipeni-Clisura obbligò a smembrare la divisione e avviarne i reparti a tamponare qui e là le falle dello schieramento italiano. L'attacco greco fu poi bloccato il giorno di Natale sulle rive del fiume Osum, reso inguardabile dalle avverse condizioni meteo. L'insolita guida 2 delle forze italiane in Albania, da parte della coppia Soddu-Cavallero, ebbe termine alla fine di dicembre. Il 29 Soddu fu richiamato a Roma per conferire, e il 30 dicembre Cavallero assunse il comando diretto del gruppo d'armati in Albania, cumulando con quello di capo di Stato Maggiore generale. Le offensive greche avevano spinto i reparti italiani sul bordo meridionale del ridotto centrale albanese, la zona del paese che racchiudeva i centri più strategicamente importanti, i porti di Valona e Durazzo e la capitale Tirana, che dovevano essere assolutamente tenuti. Benché le cifre esatte delle truppe impiegate nelle battaglie di arresto del novembre e dicembre del 40 siano contestate, fonti greche sostengono l'esistenza di una certa superiorità numerica degli italiani, negate invece dalle fonti italiane, è difficile da calcolare per la frammentarietà delle formazioni organiche italiane. Solo a metà dell'anno le forze di Cavallero raggiunsero la parità numerica coi greci. Al 1 gennaio del 41 gli italiani avevano in Albania più di 272.000 uomini, con 7.563 automezzi e 32.871 quadrupedi, radunati in 20 divisioni e alcune unità autonome. Mussolini tambureggiava i comandi, chiedendo con insistenza offensive e contrattacchi, e Cavallero progettò un attacco per i primi di gennaio nella zona di Teppeleni, per riprendere Imara e Porto Edda, ma ancora una volta furono i greci a muovere per primi, attaccandosi a gennaio il passo di Clisura, via d'accesso alla pianura davanti Berat. La divisione Giulia, ormai decimata, cedette dopo 3 giorni di pesanti combattimenti, e il 10 gennaio i greci occuparono Clisura. La 7ª divisione fanteria Lupi di Toscana fu subito spedita a tamponare la falla. Smobilitata fino a ottobre e ricostituita ai primi di dicembre, con uomini di altri reparti e giunti in Albania ai primi di gennaio, la divisione fu avviata al fronte con solo 2 reggimenti di fanteria, senza artiglieria e reparti di supporto logistico, a sostenere una serie di attacchi e contrattacchi, andando infine incontro a uno sbandamento generale il 16 gennaio, dopo aver perso 2.200 uomini.
La conquista di Clisura, culmine della penetrazione che raggiunse 50 km dalla vecchia frontiera greco-albanese, fu l'ultimo importante successo ottenuto dalle forze di Papagos. I greci continuarono con attacchi su piccola scala lungo tutto il fronte, catturando ancora alcune posizioni e guadagnando lembi di terreno qua e là. Ancora nella prima metà di febbraio si sviluppò una dura battaglia per la conquista del massiccio di Trebescina e della cittadina di Tepeleni, conclusasi poi con qualche lieve guadagno territoriale per i greci, pagato però con pesanti perdite. La linea difensiva allestita da Cavallero iniziò a reggere, mentre le divisioni italiane riguadagnavano progressivamente la loro normale struttura organica e la situazione logistica iniziava a migliorare. A fine febbraio 41, Cavallero si sentì abbastanza pronto per pensare a una massiccia offensiva. Le forze italiane dislocate in Albania avevano raggiunto la consistenza di 25 divisioni, guadagnando finalmente una vera superiorità numerica sui greci. Ai 54 reggimenti a disposizione di Cavallero se ne contrapponevano 42 greci. Discussioni si aprirono tra Cavallero e il sottosegretario a terra Guzzoni circa l'obiettivo previsto per la progettata offensiva. Guzzoni spingeva per un attacco sul fianco sinistro della non armata, ora guidata dal generale Alessandro Pirzio Biloli, per conquistare Pogradec, primo passo di un'azione più ampia che avrebbe dovuto portare alla rioccupazione di Gorizia e a un proseguimento dell'avanzata verso la Macedonia occidentale, mossa che doveva ricongiungersi con l'attesa offensiva tedesca contro la Grecia, in partenza dalla Bulgaria. Cavallero, invece, optò per un attacco dell'11ª armata, in Val d'Esnizia, tra i monti Trebiscines e Mali Calista, volta alla riconquista di Calissura. Azione sostanzialmente fine a se stessa, e priva di altri sbocchi strategici che non fossero l'allentamento della pressione greca su Tepeleni e Valona. Il piano presentava diversi punti discutibili. Invece di assalire il settore più debole dello schieramento nemico, si attaccava a quello più forte. L'obiettivo era un saliente, ma invece di attaccarlo alla base e tagliarlo fuori e circondare le truppe che lo difendevano, lo si attaccava alla sommità con un assalto frontale. Mentre gli italiani si preparavano alla loro offensiva, Papagos insisteva con gli attacchi in direzione di Tepeleni, oltre la quale si estendevano le zone pianeggianti e lo strategico porto di Valona. Il comandante dell'armata dell'Epiro, generale Dracos, si lamentò per le pesanti perdite e minimi guadagni territoriali che questi attacchi comportavano. Ma per tutta risposta il 6 marzo fu sollevato dal comando e sostituito dal generale Pizzicas, a sua volta rimpiazzato alla guida dell'armata della Macedonia occidentale dal generale Zola-Koglou. Le forze greche continuarono con le loro spallate contro le vette dei monti Scindeli, Golico e Trebescines, conquistando qualche altura ma senza ottenere lo sperato sfondamento in direzione di Valona. Il 9 marzo il lungamente progettato attacco italiano, ribattezzato offensiva di primavera, prese infine avvio. Lo stesso Mussolini, giunto in Albania il 2 marzo precedente, assistette all'inizio dell'attacco da un posto di osservazione vicino alle prime linee. Circa 300 cannoni, seguiti poi dai bombardieri, colpirono ripetutamente le posizioni greche, aprendo la via all'attacco del 7° Corpo Armata, del generale Gastone Gambara, sostenuto dal 25° Corpo Armata sud-ovest e dal 4° Corpo Armata nord-est. Comprese le truppe d'appoggio, furono 50.000 uomini in 12 divisioni, le unità impiegate dagli italiani nell'offensiva. Dopo un inizio apparentemente confortante, l'attacco italiano segnò il passo a poche ore dall'avvio. Dopo pesanti combattimenti anche corpo a corpo e perdite sanguinose, i reparti di Gambara non riuscirono a conquistare che poche posizioni, in alcuni casi perdute, a seguito di contrattacchi greci. L'offensiva italiana proseguì ininterrottamente con attacchi e contrattacchi, praticamente attorno alle stesse posizioni fino al 16 marzo, quando fu infine bloccata, per concorde decisione, dei vertici militari italiani. Le perdite ammontarono a circa 12.000 uomini, tra morti e feriti, più di quanti erano andati perduti nella campagna fino a quel momento, con solo miseri guadagni territoriali. Il 19 marzo Cavallero avviò i preparativi per una nuova offensiva dell'11ª armata, in direzione di Clisura, praticamente nello stesso settore dove era fallita l'offensiva precedente. La data per il nuovo attacco fu fissata per il 28 marzo, ma l'azione fu ben presto accantonata a causa dell'improvvisa piega degli avvenimenti che aveva preso vita in Jugoslavia. L'avvio della campagna di Grecia pose un ulteriore peso sulla Regia Marina, incaricata di sostenere le armate stanziate in Albania e in Libia. L'attacco italiano contribuì altresì all'isolamento delle basi dell'Egeo,
che i britannici presero di mira con azioni di disturbo promosse dai porti e dalle basi aeree in Grecia. Alla fine del 40 le forze italiane erano disperse e isolate e la situazione peggiorò col venir meno della promessa tedesca di fornitura di materie prime, che l'OKV riteneva più utili per sostenere il previsto attacco all'Unione Sovietica. Cancellata la pianificata operazione di sbarco a Corfù, comprendente l'impiego anche del primo reggimento San Marco, poi avviato al fronte, il sostegno della Regia Marina alle operazioni dell'esercito in Albania si concretizzò in 24 missioni di bombardamento costiero contro l'estremo fianco sinistro greco, operate dagli incrociatori leggeri della 7ª divisione di stanza a Bari, Eugenio di Savoia, Duca d'Aosta, Raimondo Montecuccoli e Muzio Attendolo, ed alcune cacciatorpediniere. Sommergibili italiani furono dislocate nel Mare Egeo e nelle acque a sud di Creta per operare contro il traffico greco e i convogli britannici diretti in Grecia, ma a fronte della perdita di 2 battelli, Naghelli e Anfitrite, l'unico successo fu ottenuto dall'Ambra. Il 31 marzo del 41 affondò l'incrociatore leggero HMS Bonaventure. Il tentativo di impiegare le unità maggiori contro questo traffico finì con il noto disastro di Capo Matapan. Maggior successo ebbero i mezzi d'assalto della 10ª Flottiglia Mass, che in un fortunato attacco nella notte tra il 25 e il 26 marzo del 41 affondarono nella baia di Suda, Creta, l'incrociatore pesante HMS York e una petroliera. Benché dotata di mezzi limitati, la piccola flotta sottomarina greca compì diverse missioni nel canale d'Otranto e a largo delle coste albanesi, affondando in totale 5 navi mercantili. Le perdite più gravi furono inflitte dal Proteus che il 29 dicembre del 40 affondò il piroscafo Sardegna, da 11.452 tonnellate, finendo però a sua volta speronato e affondato con la perdita di tutto l'equipaggio della torpediniera Antares, e del Triton che il 23 marzo del 41 silurò il mercantile Carnia da 5.154 tonnellate. Anche la Royal Navy si dedicò a intralciare il traffico navale tra l'Italia e l'Albania, sia con sommergibili sia tramite incursioni di superficie. La più importante azione avvenne nella notte tra l'11 e il 12 novembre del 40, in concomitanza con la notte di Taranto. Una squadra di 3 incrociatori leggeri e 2 cacciatorpediniere penetrò nel canale d'Otranto, attaccò un convoglio italiano e colò a picco 4 mercantili senza subire perdite. Pure la RAF rivolse parte delle sue forze a missioni contro le navi italiane, pur senza raccogliere particolari successi. Tuttavia, il 14 marzo del 41, nel corso di un'incursione aerea notturna contro Valona, aerosiluranti britannici affondarono per errore la nave ospedale Po. In generale, il ruolo principale della Regia Marina nel conflitto con la Grecia si concretizzò nell'organizzazione e nella scorta dei convogli di rifornimento diretti in Albania. Malgrado la scarsa capacità degli approdi albanesi, furono trasportati con successo 501.000 uomini, 15.000 automezzi, 74.700 quadrupedi e 584.000 tonnellate di materiali. Nel complesso si contarono 13 mercantili e 2 torpediniere di scorta affondate, con la perdita di 358 uomini e di circa l'1% del materiale trasportato. In generale, la Regia Marina si dimostrò capace di tenere un certo predominio nel Mediterraneo centrale, insediato tuttavia dalle forze britanniche con base a Malta. Prova ne fu l'incursione aerea su Napoli l'8 gennaio del 41. La flotta italiana non aveva peraltro un forte margine di superiorità sulla Mediterranean Fleet. L'appoggio aeronautico da Sicilia e Sardegna era carente, anche perché le forze locali erano già impiegate nelle missioni di rifornimento in Africa e in Albania. La Luftwaffe, con i pochi reparti inviati in Italia, non era in grado di dare un apporto significativo. Le 2 aeronautiche dell'asse ebbero notevoli problemi di coordinamento, ben evidenziati durante gli attacchi effettuati tra il 9 e il 10 gennaio, su convogli britannici incaricati di rifornire Malta. I risultati ottenuti, infatti, furono relativamente modesti, e il migliore fu il danneggiamento della portaerei HMS Illustrious, ma generarono nell'ammiraglio Andrew Cunningham una notevole incertezza e lo convinsero a sospendere per un certo periodo ulteriori azioni di questo tipo, accordando così una pausa alla Regia Marina. Essa poté indirizzare le sue energie alla difesa e incremento delle linee di rifornimento. Per il resto del 41, entrambi i contendenti limitarono le operazioni delle rispettive marine militari, all'ombrello protettivo delle unità aeree basate a terra. Difatti la Regia Aeronautica difettava di velivoli capaci di colpire duramente e con precisione navi da guerra, non volendo i tedeschi cedere un rilevante numero di Stuka, mentre i britannici erano stati momentaneamente privati dell'unica portaerei in Mediterraneo e in primavera persero anche gli aeroporti greco-cretesi.
Per questi motivi strategici si rivolse al più intenso utilizzo dei sommergibili e della Force K stanziata a Malta.